16ª edizione del Parco del Po del Morbasco. Siamo qua presso la Piarda Guidotti, siamo proprio dove il Morbasco confluisce nel Po, quindi nome meglio azzeccato non poteva esserci. La logistica, come ripeto, è stata da 3 anni a questa parte è allestita qui presso appunto la Piarda Guidotti. Siamo qui con una vista spettacolare sul fiume Po, particolarmente vigorosa in questi giorni dopo le piogge di questa ultima settimana, che hanno messo un po' in allarme quella che è stata l'organizzazione. Infatti mi dicevi prima, fino a ieri sera avete dovuto lavorare sul percorso per alcune piante cadute sul percorso appunto. Comunque noi ci siamo, tutto è pronto, 250 iscritti, quindi un XC Parco del Po del Morbasco che si riconferma la tradizionale e classica gara di fine stagione per tanti bikers. Sì, insomma, come hai detto te, il tempo e il meteo come sempre ci ha tenuto col fiato sospeso, perché anche ieri abbiamo dovuto lavorare parecchio causa una mezza tromba d'aria che ha danneggiato un po' il percorso. Siamo riusciti a porci rimedio grazie comunque al lavoro di parecchi addetti che collaborano con me, stretti collaboratori che ringrazio. Il Po sorvegliato speciale, perché all'inizio sembrava poter allagare alcuni tratti lungo Po, invece è un'ondata di piena lenta e diciamo che ci permette di affrontare la gara, perché adesso è sotto controllo. E quindi come sempre la XC Parco del Po del Morbasco deve fare un po' i conti con il Po, il meteo eccetera eccetera. Comunque ci siamo, sono circa 230 mi dicono partenti, iscritti un po' di più, sì, e quindi insomma ci sono tutti i presupposti per una bella giornata di sport e speriamo che tutto vada per il meglio.
Guarda quel numero qui.
sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà. Anche lì al capo, lì al capo.
Giampaolo Fappani, detto il Fappa per gli amici, come è andata oggi qui a Gera de Caprioli? Oggi è andata molto bene, dai, finalmente comincio a avere delle buone prestazioni, ho fatto una buona vittoria, calcolando che il percorso è anche impegnativo perché è quasi un percorso di 40 km, ma sono andato tutto bene, sono partito subito deciso, sapevo che avevo un avversario forte come Vassanelli, sono riuscito a prendere subito un po' di vantaggio e basta, ho insistito fino alla fine, ho guadagnato tante posizioni e ho vinto una bella gara. Sono contento anche perché per il nostro team, che è l'ultima gara con la maglia Cicli Mans, e allora sono proprio contento, la dedico al nostro capitano Aldo, che speriamo che pian pianino riesca a rientrare con noi. Nonostante le piogge il percorso ha tenuto benissimo. Ma benissimo, non pensavo di venire qua a fare un'impastata incredibile, invece abbiamo spoccato appena la bicicletta, c'era proprio una boschetta che aveva un po' di fanghiglia, ma poca roba, proprio bello, veramente bello. Prossima gara? Prossima gara adesso vediamo, mi sarei fermato, ma visto che vado così bene, magari so che stanno facendo un trofeo dalla parte di Modena in Emilia, può anche darsi che magari andiamo, se il tempo tiene ancora, andiamo a fare qualche gara anche di là. Gara in salita, gara in pianura, per te non c'è differenza, sei sempre nelle alte classifiche, com'è andata oggi? Oggi gara veramente dura per me, perché subito in partenza verso l'argine del fiume dove c'è il single trail mi sono capottato, sono dovuto rientrare, però ho subito il duro colpo alla schiena che mi ha fatto male tutta gara, ho cercato di tenere duro ma il ritmo non era più quello della partenza. Faccio più fatica in pianura che in salita, quello è vero, però tengo duro. Il percorso come l'hai trovato? Ma un percorso che non mollava mai, sempre da spingere, specialmente anche perché era bagnato, dovevi stare nelle carreggiate perché appena uscivi ti mettevi sull'erba, facevi il doppio della fatica, quindi conveniva star lì tranquilli nell'avvallamento, stringere i denti e pedalare. Prossima gara? Non penso ce ne siano ancora di gare, però se c'è in giro qualcosa fammi sapere. Allora Giovanni, che gara è stata qua a Gera de Caprioli oggi? Ma una bella gara, non è la prima volta che veniamo con la squadra, oggi penso che sia la terza o quarta volta che ci veniamo, per noi è la gara conclusiva, una bella gara, una gara dove c'è sempre da rilanciare, il ritmo è molto alto, sicuramente i corridori che sono abituati a questi percorsi sono avvantaggiati, comunque va bene così. Prossima gara? Prossima gara per noi è stata la gara conclusiva, adesso fin quando le condizioni e il tempo tengono ci terremo allenati, però si riparlerà nel 2024 con Calusco, penso. A questi tre baldi giovani al tuo fianco cosa diciamo? Siamo un bel gruppo, siamo i veterani del gruppo noi e speriamo che la nostra presenza sia di incoraggiamento ai giovani. Eleonora Vigni, figlia d'arte, tuo padre corre in mountain bike, è anche un organizzatore, ma oggi la tua gara qui com'è andata? È andata bene, scivolosa, però pensavo peggio, essendo una delle prime che faccio, e invece no, mi piace, è una cosa che mi piace fare, quindi diciamo che ormai è il mio sport. Cosa ti piace della mountain bike? Il rischio e sì, insomma, mi diverto in mezzo a tutti gli altri ciclisti, insomma, è un mondo che ormai diciamo mi appartiene. Stagione finita o hai in programma qualcos'altro? No, stagione finita, adesso aiuterò mio papà a mettere giù il prossimo circuito e per quest'anno basta. Diego Di Stasio, quest'anno la gara molto più umida rispetto alla passata edizione, com'è andata? Sì, l'anno scorso era proprio asciutta, poi avevo avuto un problema, uno stallonamento dall'inizio, quindi ho dovuto fermarmi. Quest'anno sì, ha fatto molta acqua in questi 2 giorni qua passati, però devo dire che il terreno oggi era proprio bello, tranne un boschettino che c'erano 2 pozzanghere che sporcavano un po', ma veramente buono il percorso, il terreno tenuto. Diciamo sono andato abbastanza bene, quest'anno non la solita partenza assoluta, abbiamo fatto per categorie e sono riuscito a risalire fino al 3° posto, diciamo così, assoluto, perché partendo indietro con tanti boschetti che ci sono c'erano i doppiati delle categorie avanti, quindi più di tanto, però bene, sono contento, diciamo, dai. Organizzazione ottima come sempre.
Sì, organizzazione ottima come sempre, tracciato segnato bene, personale sul percorso, niente da dire, ottimo. Stagione finita? Ma finita, diciamo che io in questi 2 anni qua 3 sono impegnato con una squadra con dei giovani e quindi per me la stagione, se voglio, inizia diciamo adesso, perché l'unico momento dove ho tempo per me è questo qua. Durante l'anno sono impegnato con i giovani e quindi è questo, ecco. Quindi qualche garetta la farò, adesso vedrò, o ciclocross o qualche mountain bike, vediamo un po'. Bene, con ancora nelle vene l'adrenalina della gara, ancora una volta ha riconfermato la bontà dell'organizzazione, la bontà del percorso, la bontà del progetto. Ultima tappa del River Marathon Cup, 16ª edizione del XC del Poio del Morbasco e quarta tappa del River Marathon appunto che si chiude oggi, quindi un bilancio positivo, tutto è andato per il meglio, tanti atleti e dobbiamo sottolineare quanti vengano da fuori regione, tanti veneti oggi come non mai, quindi un XC del Poio del Morbasco che amplia i propri orizzonti e esce dai confini regionali per avere una valenza nazionale, possiamo dirlo. Sì, il dettaglio dei veneti non avevo ancora guardato, perché di solito sono dati che guardo nel dopogara. Comunque no, una buona adesione sicuramente, anche grazie al tempo clemente, che comunque ci ha creato qualche scherzo il giorno prima della manifestazione. Comunque direi che è un bilancio più che positivo, ce la siamo sudata anche quest'anno, perché comunque ieri, come dicevo prima, grande lavoro. Quindi è doveroso un ringraziamento ai collaboratori più stretti della società CC Cremonese, un grazie sicuramente in primis a loro, impeccabili anche stamattina, e quindi dopo da lì chiaramente i ringraziamenti a tutti i volontari che hanno collaborato, Protezione Civile, Croce Verde. E un ringraziamento poi a chi ci sostiene, gli sponsor, perché oltre che la manifestazione in sé, noi ci tengo a ribadire che abbiamo un percorso permanente tutto l'anno, che facciamo manutenzione noi in prima linea e quindi non è l'evento solo fine a se stesso, ma anche avere un percorso di mountain bike in questa zona che non ce ne sono. Quindi diciamo che il bilancio è positivo. L'adesione è stata buona perché c'è comunque da registrare che chiaramente negli ultimi anni c'è stato un calo di iscritti a questo tipo di manifestazioni, però abbiamo retto, stiamo reggendo e quindi questo ci dà forza per continuare. Possiamo già guardare al 2024 o è un po' presto? Ma no, adesso pensiamo a riposarci un po', poi... sono sincero, quando ci sono giornate dure come quella che abbiamo passato ieri, qualche domanda sul futuro poi ce la facciamo, perché parliamoci chiaro, i cambiamenti climatici quando organizzi gare come queste nel settore fuoristrada negli ultimi anni si sono fatti sentire e sono tosti da gestire un percorso con questi eventi atmosferici pesanti, forti, che ti possono compromettere da un giorno all'altro tutto. Esatto, dietro mesi e mesi di lavoro, perché come dicevo prima c'è un percorso permanente che noi facciamo manutenzione. È chiaro che poi se arrivano questi eventi atmosferici che ce ne sono diciamo sempre meno, ma quando arrivano sono estremi. Ieri mattina ci sono state per 2 ore raffiche di vento registrate a 60 km/h. È chiaro che se ci fossero state oggi la gara non si poteva disputare, cioè, quindi da un lato il gran lavoro, da un lato la grande un po' di fortuna perché è successo ieri, abbiamo avuto il tempo di rimediare, però è chiaro che bisogna, andando avanti, finché c'è la forza, ripeto, andiamo avanti, anche fisica ma anche psicologica, perché e chiaramente quando ti ritrovi il percorso la mattina prima della gara distrutto, insomma, ti fa pensare, è dura, ce l'abbiamo fatta, avercela fatta chiaramente ti dà forza per continuare, però sono elementi che vanno considerati per il futuro, quindi adesso ci meritiamo un po' di riposo. Bene, comunque ormai siete entrati nella storia, 16ª edizione, non è da tutti, quindi prossimo obiettivo
il ventesima edizione dell'XC del Po e del Morbasco, poi magari ne riparliamo. Il 20° sono ancora un po' di edizioni, un po' di anni, ripeto, adesso prendiamoci un po' di riposo e ripeto, e poi valuteremo. E allora ho chiaramente alle spalle, come dicevo prima, un gruppo che è molto presente, forte, che poi hanno imparato tutti quello che c'è da fare, puntuali, precisi, bravissimi, e quindi questo dà forza, perché se non ci sono loro, i più stretti collaboratori, gli associati dell'associazione Club Ciclistico Cremonese, non si va da nessuna parte. E quindi se ci sono loro chiaramente davanti, però dobbiamo fare i conti con i problemi che ho appena detto, ecco, perché è un problema non da poco. Lo sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà.